Maurizio Franceschi, Popolo Esercenti regionale. Grazie Lucio, saluto anch'io il Ministro Zanonato. Il Ministro conosce molto bene le questioni che riguardano i temi del commercio e del turismo, perché ha avuto in molte occasioni l'opportunità di incontrare sia Confesercenti a livello nazionale sia Rete Imprese Italia, che è l'associazione, diciamo, la federazione delle associazioni del commercio e dell'artigianato. Quindi eviterò, anche per brevità di tempo, di fare un elenco delle cose. Mi soffermo su due diciamo, riflessioni, a cui aggiungerò anche alcune domande. La prima riflessione è legata ai dati che ha presentato Lucio. In quei dati mancava un dato che è quello delle imprese che chiudono. Sono quei lavoratori, diciamo, che non appartengono a nessuno, non si sa mai dove vengono classificati e poche volte emergono, diciamo, nelle ricerche e nelle indagini che vengono svolte. Il dato che posso dare è che a livello nazionale, non quello veneto, nei primi 8 mesi hanno chiuso 30.000 imprese del commercio. Questo è un dato allarmante. L'altro dato è che dentro queste 30.000 imprese hanno chiuso anche molte imprese venete, perché il Veneto non è più la locomotiva di questo paese, non è più la locomotiva d'Europa, è diventato più un treno che trasporta pendolari probabilmente, perché anche tutti i dati in questa nostra realtà sono dati che, per quanto si diceva prima con la vicepresidente di Confindustria, ci mettiamo tutto l'ottimismo e la speranza che vogliamo, però tutti gli indicatori sono indicatori negativi. E sono indicatori negativi complessivamente, non solamente i dati economici, ma anche quegli indicatori che poi hanno dei riflessi sull'economia, nel senso che noi abbiamo bisogno non solamente di interventi immediati come quello relativo, e arrivo alla prima domanda, se sull'IVA il governo riuscirà a recuperare la situazione per riportarla al 21% e se sull'IMU ci sarà la possibilità di interessare anche, diciamo, i beni strumentali che riguardano le imprese. Ma il vero problema io credo sia il fatto che oltre a queste cose che sono certamente importanti, un fatto contingente soprattutto per far riprendere i consumi, ricordo che il potere d'acquisto delle persone e delle famiglie è tornato al 1990 e quindi i consumi sono datati a quel periodo. Noi abbiamo bisogno di un governo che ovviamente anch'io saluto positivamente il fatto che in questi giorni si sia superata una crisi di governo che sarebbe stata drammatica, però aggiungo anche che la stabilità di per sé non è sufficiente, nel senso che noi diamo sempre un grande valore alla stabilità ed è giusto darlo, no? E pensiamo che automaticamente la stabilità risolve i problemi. In realtà noi dobbiamo aggiungere proprio grazie alla stabilità quelle azioni di governo che ci permettono di fare che cosa? Ci permettono di fare le riforme. E guardate, io ormai sono molti anni che faccio questo mestiere e ho un senso, come dire, quasi di nausea di ripetere le cose che ormai ripetiamo tutti da 20 anni, perché l'elenco è sempre lo stesso, non è cambiato nulla da 20 anni. La riforma fiscale, la riforma delle pensioni che è stata fatta male, secondo me, quindi bisogna probabilmente rifarla. La riforma della pubblica amministrazione, va bene. La riduzione degli sprechi, perché se non si riducono gli sprechi si continuerà ad aumentare le tasse nelle aziende e nelle famiglie, si spendono i soldi in base alle entrate che ci sono. Ecco, quindi l'invito che io faccio al Ministro, che ringrazio anch'io per la sua presenza, è quello di tenere in considerazione queste osservazioni.
partendo dai fatti contingenti che sono quelli dell'IVA e dell'IMU. E, ultima cosa, che chiudo davvero, una riflessione anche per quanto riguarda le aperture domenicali. Dovete scusarmi, ma è un tema che a noi sta molto a cuore, perché le aperture domenicali dovevano aumentare il prodotto interno lordo, dovevano aumentare l'occupazione, dovevano aumentare i consumi. È stato un fallimento totale su tutta la linea, oltre al fatto che io credo dobbiamo legare queste scelte anche a un modello di sviluppo. Non diventiamo più europei facendo quelle cose lì, diventiamo un paese invece più arretrato, perché in Europa non si fanno queste cose. Grazie. Grazie a Maurizio Francesco.